Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Rosolina Mare. Giornata straordinariamente bella, sole, ma naturalmente vento di bora ed è la giornata giusta per fare questo sport che adesso noi andiamo a scoprire. Alice, che viene dal lago di Garda, siamo qua a spiaggia Rosolina Mare, che caratteristiche deve avere chi lo fa ed è se è uno sport per tutti. Le caratteristiche principali sono ovviamente il vento per fare kitesurf, quindi il vento deve essere on, quindi dobbiamo avere il vento che parte dal mare e arriva alla spiaggia, perché se fosse il contrario ovviamente prenderemo il volo e ci troveremo probabilmente in Croazia. Possono farlo un po' tutti, bisogna avere un po' di attitudine, di coraggio, di voglia di buttarsi e non serve necessariamente forza fisica, diciamo. C'è un bel corso iniziale, delle tecniche da imparare per capire anche come gestire determinate condizioni, però è assolutamente uno sport che molte persone dovrebbero provare perché è davvero bello. Tendenzialmente però girate verso riva. Sì, diciamo che ovviamente si potrebbe fare anche fuori, però stando a riva siamo un po' più in sicurezza, diciamo, ci controlliamo l'un l'altro, è uno sport dove ognuno si aiuta anche con persone che non si conoscono perché appunto siamo una grande famiglia ed è molto bello così. In questo periodo, ottobre, novembre, dicembre, è abbastanza forte la bora, quindi è più facile trovarlo così. D'estate tutti quanti lo vorremmo d'estate perché ovviamente fa più caldo, però è molto più pacato. Diciamo che adesso siamo sui 20 nodi e d'estate arriviamo ai 13 di media. Ecco, voi siete del Garda e nel Garda dove si fa questo sport? Nella parte alta dove c'è riva del Garda o dove? Allora, riva ci sono più windsurf perché diciamo che i kite non possono stare a riva perché ci sono principalmente windsurf. Siamo giù verso Malcesine, ad esempio siamo scuola di X-Kite e Kite Power e ci spostiamo appunto in base alle condizioni del vento, veniamo qua, di solito siamo a Malcesine, a Campione, questi posti qui.